90 giorni di tempo a partire da lunedì 11 agosto per la valutazione ambientale e poi via allo scavo del canale Contorta Sant'Angelo. Spinge sull'acceleratore a Roma, dopo una convocazione d'urgenza, il comitatone presieduto dal sottosegretario del Premier Renzi, Graziano Del Rio, e dopo mesi di stallo e incertezza sceglie una vittoria per il porto, grande sostenitore del Contorta Sant'Angelo e dei benefici per l'intero ecosistema lagunare, una vittoria anche per la crocieristica pronta in caso di impasse ulteriori a lasciare Venezia e trasferirsi al porto di Trieste. Quindi finalmente si è presa una decisione, contiamo che adesso le cose procedano celermente per poter riprendere a pieno ritmo lo sviluppo o quantomeno la conservazione di un traffico importante per Venezia e per il Veneto. A tavolo presenti i ministri interessati: Maurizio Lupi ai trasporti, Gianluca Galletti all'ambiente, Dario Franceschini ai beni culturali. Presenti anche il governatore del Veneto Luca Zaia, il commissario straordinario di Venezia Vittorio Zappalorto, i vertici del porto. Di passo in avanti decisivo parla il ministro Lupi. Non si escludono a priori soluzioni simili per altri progetti, precisa, ma il Contorta è la scelta più praticabile in tempi brevi e così torna in vigore l'ordinanza che esclude dal bacino di San Marco dal 1 gennaio 2015 i giganti del mare e le navi oltre le 96.000 tonnellate. Soddisfatto anche il governatore Zaia. C'è stata una decisione unanime, quindi quella di avviare da subito il canale Contorta Sant'Angelo alla valutazione di impatto ambientale, di valutare eventualmente altri progetti qualora questi avessero il rango di essere dei progetti veri e propri. Sconfitti escono invece i comitati della città che contro lo scavo del Contorta si erano battuti da subito. Attendiamo intanto la valutazione di impatto ambientale. Resta la forzatura inaccettabile compiuta in assenza di una rappresentanza democratica del Comune di Venezia. Sul piede di guerra, pronti a sfruttare i 90 giorni di tempo disponibili per bloccare il progetto, i comitati cittadini che parlano di un vero e proprio blitz di Ferragosto. La convocazione a Ferragosto come un blitz, diciamo, del comitatone per sostanzialmente far passare, come era prevedibile, questa sola eventualità, questa sola proposta è stata fatta apposta. Si appella alla ragione il mondo della crocieristica, con alle spalle un settore da 5.000 lavoratori e quasi 2 milioni di passeggeri.